Come hai visto Sebastiano in aula? Niente, non l'ho guardato per niente. C'era Sebastiano in aula? Come è andato Non l'ho visto. all'ingresso? Vi siete Niente, parlati un attimo? zero. Lui cosa ti ha detto all'ingresso? Ci ha Zero. chiesto di non parlare. Ecco, brava, infatti L'ha non chiesto parliamo. lei proprio? No, le ha chiesto lei, ha detto non occorre che... Rilasciate dichiarazioni? Infatti. Tu rimani convinto che Sebastiano sappia tutto, che Liliana sia stata uccisa Ma da più persone? Io rimango convinto di quello che ho detto fino a ieri, punto e basta. Più di 5 ore in aula per chiarire le sue dichiarazioni sul caso della morte di Liliana Resinovic, dichiarazioni che verranno assunte come prova in vista del possibile processo. È iniziata alle 9:30 l'udienza di incidente probatorio di Claudio Sterpin, l'amante di Liliana, alla presenza di tutte le parti coinvolte. Sterpin, assistito dal proprio avvocato Giuseppe Squitieri, ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiante e a Ilaria Iozzi, il pubblico ministero, che aveva fatto richiesta di incidente probatorio. All'udienza ha partecipato anche il procuratore capo Patrizia Castaldini. Claudio ha ripercorso tutta la vicenda, dal rapporto con Liliana alle circostanze della sua morte. Sterpin ha continuato a rimarcare quello che ha sempre sostenuto. Claudio, cosa ti fa pensare che Sebastiano sappia tutto e che più di una persona abbia intercorso a questo omicidio? Cosa te lo fa pensare davvero? Ma niente, per conto mio è difficile che una persona sola o pochi abbiano potuto combinare tutto questo disastro. C'è un elemento che te lo fa credere in maniera concreta? Ma non voglio parlare di elementi, cioè ognuno si fa le proprie congetture, io mi sono fatto le mie e non posso dirle. Però lei ha un'idea precisa, l'ha sempre detto. Ma tutti hanno un'idea precisa. Di certo Sebastiano sa. Ma bisogna chiederlo sempre a lui, non a me. In aula anche gli avvocati di Sebastiano Visintin, Paolo e Alice Bevilacqua, oltre a Visintin stesso, e gli avvocati Federica Obizzi e Antonio Cozza, rispettivamente legali della famiglia Resinovic e di Silvia Radin, cugina di Liliana. Sebastiano Visintin, unico indagato per la morte della moglie, e i suoi avvocati hanno preferito non parlare alla fine dell'udienza. Sebastiano, come stai? Andiamo? Possiamo andare? Com'è andata? No, lo dovete chiedere al pubblico ministero, non a noi. È andata come doveva andare. Per piacere. Chiuso? Grazie. Ma prima dell'ingresso in tribunale il faccia a faccia fra Claudio e Sebastiano c'è stato. Visintin ha chiesto rispetto per Liliana, Sterpin ha tirato dritto ed è entrato in Palazzo di Giustizia. Perché lui ha girato a suo favore il fatto che io ho dichiarato, e lo dirò in eterno, che io e Lilli facevamo l'amore tenendoci per mano e guardandoci nell'occhio, io da una parte e lei dall'altra del tavolo. Quello è far l'amore per me. Per lui invece sono tutte quelle altre cose che abbiamo imparato da ragazzini. È vero che Sebastiano sapeva della vostra relazione? Ancora prima, da mesi, da anni forse? Probabilmente sì, ma sempre avanti anche questo bisogna chiedere a lui. Io